Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. I contagi in Friuli Venezia Giulia sono calati rispetto alle settimane precedenti, così come l'indice RT sceso sotto quota 1. Ma la pressione sulle strutture ospedaliere resta importante, specie nelle aree mediche. Dati questi commentati dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, per il quale la regione è penalizzata dall'alto numero di tamponi effettuati. Sentiamolo. Oggi la bozza dell'Istituto Superiore di Sanità dice che l'RT in Friuli Venezia Giulia è sceso dall'1,23 allo 0,98, una buona notizia. Sì, sicuramente è una buona notizia, l'andamento del contagio lo stavamo vedendo, è evidente però che rispetto alle decisioni che ha assunto il governo questo è uno degli elementi ai quali si inserisce anche questo meccanismo dei 250 positivi per settimana su 100.000 abitanti, che è un parametro sicuramente importante perché è oggettivo, però non è omogeneo, quindi il problema è che il valore potrebbe essere il valore dell'RT insieme naturalmente a tutti gli altri aspetti che vanno guardati con grande prudenza, è condizionato dal numero di tamponi che si fanno. Quindi noi questo problema al governo l'abbiamo posto, noi non siamo per ridurre il numero di tamponi che noi stiamo facendo, però siamo perché tutti facciano un'attività di sorveglianza e di screening importante, cosa che invece avviene in maniera diversa tra le regioni, e questo ha inevitabilmente una ricaduta sulle misure restrittive. Questo non è un comportamento omogeneo che un paese dovrebbe garantire a tutti i propri cittadini, soprattutto coloro che hanno attività economica, e limitando anche le misure in maniera diversa di tutte le persone. Tuttavia c'è un aumento delle persone ricoverate, anche se quelle in terapia intensiva sono un po' di meno. Questa situazione per quanto si potrà protrarre? Insomma, noi sappiamo che l'andamento del contagio, la domanda ospedaliera è l'ultima che ne ha la conseguenza, quindi calando il contagio, riducendosi la capacità di infezione, dovremmo assistere anche ad un calo della domanda ospedaliera che dovrebbe arrivare tra alcuni giorni. Naturalmente sono tutte valutazioni preventive sulle quali bisogna osservare poi i dati reali. La domanda ospedaliera è alta, sicuramente ci preoccupa e quindi speriamo che sia coerente con l'andamento della curva. Ed è partito questa mattina il centro di vaccinazione di San Vito al Tagliamento, ospitato nel Palasport di Ligugnana, servirà 12 comuni e sarà in grado di fare 850 somministrazioni al giorno. Presto aprirà anche il centro di Sacile e forse anche uno a Maniago. La prima somministrazione è stata fatta questa mattina, poco prima delle 9. Ha preso così il via, senza sembramenti e code, il centro di vaccinazione anti-Covid allestito nel Palazzetto dello Sport di San Vito al Tagliamento, situato nella frazione di Ligugnana. Dotato di 8 postazioni, che potranno essere aumentate di numero, è capace di effettuare 850 vaccinazioni al giorno e servirà nel complesso 12 comuni dei distretti del Tagliamento e del Sile. Il centro è stato allestito in pochissimi giorni. Nel giro di una settimana abbiamo messo in piedi quello che qua si può vedere. Credo di esprimere una grande soddisfazione sia per il fatto che San Vito è sede del centro, sia per quanto riguarda le modalità con cui si sta svolgendo. L'impegno vale parecchi mesi, intanto fino ad aprile, e ci auguriamo che si possa andare verso quella immunità di comunità che è fondamentale per la ripartenza complessiva di tutto. Quello di San Vito si affianca al centro di vaccinazione della Fiera di Pordenone, ma presto in Friuli Occidentale ne nasceranno di nuovi. La Regione e l'ASFO hanno previsto una pianificazione di controlli il più vicino possibile ai cittadini, che vuol dire che a Pordenone è partito il punto di vaccinazione alla Fiera, a San Vito è partito il punto di vaccinazione al Palazzetto, poi partirà a Sacile e probabilmente partirà anche a Maniago. Ed erano soddisfatte sia per i tempi sia per l'organizzazione le persone che oggi si sono recate al nuovo centro di vaccinazione. Qualche paura era inevitabile, ma il coraggio e il sollievo dopo l'inoculazione hanno prevalso. Quanto tempo è qua che aspetta? Sarà un quarto d'ora, ma sono venuta un po' in anticipo. È soddisfatta di fare il vaccino? È sollevata? Mio marito l'ha già fatto alla fine di febbraio e richiamo l'8 marzo. Io
Sono un po' impaurita. Ha paura delle controindicazioni? Sì, ho paura, dico la verità. Comunque vedo che a lui è andata bene e spero. Lei da dove viene? Da Codroipo? Addirittura dalla provincia di Udine. Sì. È contenta finalmente di fare questo vaccino? Certo, penso dopo le 3 settimane almeno di essere più serena. Marito e moglie, dovete fare il vaccino tutti e due? Sì, tutti e due, sì. Contenti di farlo finalmente? Senz'altro. E un po' di paura è normale perché insomma, però bisogna avere il coraggio di affidarsi alla scienza, vero? Cosa dice lei? Da dove viene? Fiume Veneto. Finalmente il vaccino. Ma sì, è una cosa che andava fatta e bisognava farla. Quanto tempo ha aspettato per farlo e ha avuto paura? Assolutamente no, qualche giorno, mi sono prenotato l'altro giorno, velocissimi. È una cosa che va fatta, cioè non ci sono alternative per poter combattere questa pandemia. Signora, pronta per fare il vaccino? Certo, Quanto tempo ha aspettato per poterlo fare? 6 giorni, una settimana circa. È soddisfatta finalmente di farlo, di essere un pochino più libera? Sono mesi che sono chiusa in casa. Quanto tempo ha aspettato per fare questo vaccino? 4 giorni dall'appuntamento, minimo di così. Contento di fare finalmente il vaccino? Contento, si deve farlo, lo facciamo, no? Molto contenta e complimenti per l'organizzazione, veramente tanta cordialità, tanta professionalità, insomma, veramente complimenti. Lei da dove viene? Da Cordovado. Era qua perché è una... Rientro nella categoria ad alta fragilità, per cui c'è stata insomma questa lista prioritaria che chiaramente mi ha aiutato in questo contesto. E oggi cosa farà? Oggi vivrò la mia vita forse in una prospettiva forse un po' diversa, con un po' più di tranquillità, di serenità, insomma. Pian pianino mi auguro che questa serenità venga raggiunta da più gente possibile. Passiamo al consueto report sul coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.075 tamponi molecolari sono stati rilevati 481 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,96%. Sono inoltre 3.548 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 239 casi pari al 6,74%. I decessi registrati sono 15, uno dei quali in Friuli Occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 81 e decrescono anche quelli in altri reparti, raggiungendo quota 652. Passiamo alla cronaca. Non ce l'ha fatta Carlo Domenico Leo, morto all'ospedale di Udine dopo essere caduto da un'impalcatura da un'altezza di 4 metri mentre stava eseguendo dei lavori nella sua abitazione a Pordenone. 67 anni, originario di Santa Lucia di Budoia, era un ex dirigente dell'Electrolux impegnato nel sindacato. La notizia della morte è giunta ieri sera. L'uomo era stato immediatamente soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario che lo aveva trasportato dalla sua abitazione di via Redevole al Santa Maria della Misericordia di Udine. Purtroppo troppo gravi le ferite per lui. Ancora a cronaca, aveva nascosto una microcamera tra 2 mascherine e utilizzava le vibrazioni del telefono per avere le risposte. La polizia stradale ha scovato a Pordenone un nuovo furbetto, un senegalese, che ha cercato di barare durante l'esame di teoria per la patente. Dopo aver smascherato nei giorni scorsi un nigeriano che si era fatto sostituire da un cittadino del Togo per superare l'esame per la patente alla motorizzazione civile di Pordenone, la polizia stradale ha scoperto un altro furbetto, sempre nel capoluogo del Friuli Occidentale, che ha cercato di barare durante i test per il conseguimento della patente B. Gli agenti, in abiti civili, fingendosi esaminatori, hanno partecipato alla seduta dell'esame di teoria e la loro attenzione è stata attratta da un candidato di origine senegalese residente in provincia di Modena. L'uomo indossava una mascherina FFP2 eccessivamente rigonfia e, mantenendo una postura innaturale e ricurva, portava spesso le mani alla bocca. I poliziotti si sono così fatti consegnare la mascherina, fornendone al candidato una nuova, scoprendo l'ingegnoso trucco adottato per passare i test senza fatica. In realtà si trattava di 2 mascherine sovrapposte, in mezzo alle quali era stata nascosta una microcamera capace di trasmettere le immagini attraverso la rete, consentendo di guardare l'esame da remoto. Le risposte corrette venivano suggerite attraverso le vibrazioni del cellulare in tasca al candidato, una per quelle vere, 2 per quelle false. Il cittadino senegalese è stato denunciato in stato di libertà per truffa.
Andiamo a Valvasone Arzane. Il sindaco Marcus Maurmeier punta il dito contro la polveriera militare che impedisce lo sviluppo industriale del comune, al quale arrivano indennizi irrisori. La polveriera di Valvasone Arzane, un'eredità della guerra fredda davvero ingombrante. A dirlo è il sindaco Marcus Maurmeier, che punta il dito sulla struttura militare ancora operativa, una delle tante ancora presenti sul territorio. I vincoli di sicurezza infatti impediscono la presenza di attività entro i 500 metri dal deposito. In comune di Valvasone Arzane abbiamo una polveriera che impone dei vincoli di servitù e quindi delle limitazioni nell'uso di quei territori da parte degli agricoltori, ma anche di alcune attività produttive. E proprio di recente un'azienda che voleva creare un nuovo stabilimento che avrebbe dato vita a una ventina di posti di lavoro si è vista eccepire una contrarietà di fondo da parte dei militari e il progetto è stato abortito. Siamo a chiedere una verifica con il governo, in particolare il Ministero della Difesa, per comprendere quali possono essere gli adeguamenti dal punto di vista delle servitù che sono apposte sul nostro territorio e allo stesso tempo anche magari una maggiore garanzia in termini di sicurezza. È vero che lo Stato versa 17.000 euro l'anno nelle casse del comune come risarcimento, ma dopo carte e burocrazia l'importo effettivo, conclude il sindaco, raramente supera i 200 euro. Chiudiamo con lo sport. Domani sera il Pordenone affronterà il Brescia in trasferta. Decimata dal Covid nelle scorse settimane, la rosa a disposizione di mister Tesser ha però ritrovato alcune importanti pedine. Sentiamo l'allenatore neroverde. Dopo il ritorno da Empoli si è stati fermi 6 giorni senza allenamento, quindi lavorare molto sulla testa dei ragazzi di farsi trovare pronti alla ripresa, e così è stato. Hanno lavorato a casa, dai tapis roulanti, la parte fisica che poteva fare, di forza soprattutto, e così si sono fatti trovare abbastanza pronti. È chiaro che è stato un momento un po' particolare. Fortunatamente nel fine settimana e questa settimana abbiamo potuto lavorare con più giocatori nostri, sono rientrati 3 o 4 dal Covid, sono rientrati un paio, Pasa e Bassoli, lungodegenti da 3 mesi che erano fuori, e quindi l'organico cosiddetto di prima squadra è andato a migliorare e si è vista più serenità, più tranquillità. Mancano 40 giorni circa alla fine del campionato, i punti adesso valgono realisticamente, come si dice in gergo, di più. E quindi bisogna avere il sangue freddo, la cattiveria e la determinazione di cercare di ottenere più punti possibili. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Vi lascio in compagnia di Economia FVG condotto da Alfonso Di Leva. Grazie di essere stati con noi, buona serata.